Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi il nostro titolo potrebbe essere Monfalcone Europa, ahimè col punto di domanda finale. Eh sì, perché questo comune friulano di circa 30.000 abitanti, provincia di Gorizia, estremo est italiano, famoso e storico polo della cantieristica navale del nostro paese, oggi è un po' il luogo simbolo di un futuro possibile, il luogo simbolo in cui si concentrano tutte le tensioni, le faglie di rottura, le contraddizioni, i rischi, i bivi, insomma, della contemporaneità. Oggi a Monfalcone è come se si aggirasse il fantasma di Oriana Fallaci, è come se fosse in trasferta Michel Houellebecq. Perché diciamo tutto questo? Perché Monfalcone oggi e ieri sono giorni di elezioni comunali per il rinnovo della giunta. Voi sapete che l'ex sindaco Cisint è attualmente europarlamentare della Lega. Qual è però la notizia? Per una volta non è un termine nostro inflazionato, è veramente una notizia, nel senso che è una novità che può segnare uno spartiacque. A Monfalcone, alle elezioni democratiche della Repubblica Italiana, partecipa un partito fondamentalmente islamista, cioè un partito che dà conto delle ragioni di un pezzo di città che non si riconosce nelle pratiche di vita italiane, europee, occidentali. E probabilmente nemmeno nella Costituzione italiana o comunque nel nostro modello di vita o nella nostra cultura nel senso più lato possibile. Qual è questo partito? È Italia Plurale e del candidato Buco Natè. Italia Plurale, tra l'altro, è un marchio fondato dal notissimo Abubakar Soumahoro, no? Voi sapete, colui che è stato scaricato fin da Fratoianni e Bonelli per l'imbarazzo con cui incarnava in modo ipocrita la questione dei migranti, la moglie teorizzò il famoso diritto all'eleganza, insomma non riapriamo la tragicommedia della famiglia Soumahoro. Il marchio è Italia Plurale, è un marchio niente affatto banale perché nasconde il trucco, nasconde l'inversione di senso veramente a cui siamo di fronte, che è la storia di un grande abbaglio culturale degli ultimi lustri. Quello per cui si invoca appunto il pluralismo, la tolleranza, l'inclusione, per sdoganare pratiche di vita, modelli, ahimè a questo punto si rischia amministrazioni, cioè modi di governare, eh, che non sono affatto plurali, anzi che rappresentano degli assolutismi. È il grosso tranello della cultura di sinistra, per cui il relativismo in realtà porta acqua al mulino di chi si oppone alla nostra civiltà. E il candidato Buco Natè a Monfalcone, diciamo che ha fornito degli esempi non prettamente edificanti. Citiamo solo il caso in cui non ha voluto rispondere alla giornalista Serena Pizzi di Fuori dal Coro in quanto donna, probabilmente perché disse: non rispondo alle domande perché non devo rispondere a lei, mandami il tuo capo, tu sei troppo piccola mentre lui è al mio livello. Questo è successo in un comune italiano. E che sul tema della poligamia, per esempio, si è espresso furbescamente. Qualche esperto di cultura islamica potrebbe dire con della dissimulazione, perché disse: non puoi farlo qui, ma lo devi fare nel tuo paese d'origine. Lì nel certificato di matrimonio è scritto in modo chiaro che tu accetti la poligamia, e poi devi venire qua in Italia e viene tradotto, cioè appendendosi alla pratica burocratica della trascrizione. Questo signore, evidentemente, il suo partito e le istanze che rappresenta, vuole sdoganare in Italia la pratica della poligamia, che poi nel matrimonio islamico vuol dire anche pratica del ripudio, vuol dire anche subordinazione morale, giuridica, quotidiana della donna all'uomo. E voi sapete che Monfalcone circa il 30% della popolazione è straniera e di gran lunga la maggior parte di essa è composta dalla comunità bengalese,
che è una dimostrazione plastica del fallimento dell'integrazione. Monfalcone, intere zone sono un paesaggio urbano che richiama più la Sharia piuttosto che un comune italiano ed europeo. La pratica del velo è strasdoganata, ci sono state ragazzine che andavano a scuola velate, anche qui in barba al dettato costituzionale. La grossa novità di queste ore, mentre si sta votando a Monfalcone, è che a Monfalcone va in scena il meccanismo che ha raccontato il Beck in Sottomissione, cioè il fatto che si usano le procedure, i riti, le regole della democrazia per introdurre elementi che negano la democrazia stessa. È la famosa conquista del potere, diciamo, soft, attraverso appunto la penetrazione dei gangli della democrazia, non attraverso la conquista, teorizzata dai Fratelli Musulmani espressamente, per esempio, ci pone di fronte a una grande domanda. Nel nome del pluralismo, dell'Italia plurale furbescamente usata da Buconate e dal suo partito, si devono sdoganare tutte le piattaforme, i valori sono sempre compatibili tra loro, o come diceva Samuel Huntington, le civiltà tendono a escludersi e una civiltà che nega alla radice degli elementi chiave della nostra, la pari dignità di ogni persona, l'uguaglianza tra uomo e donna, la laicità dello Stato. Ebbene, si può esprimere in un partito che partecipa alle nostre elezioni, in un comune italiano, in Europa e in Occidente? È evidente che dal nostro punto di vista la risposta non è sì. Speriamo che da Monfalcone arrivino buone notizie da un punto di vista elettorale, ma oggi a Monfalcone aleggia, aleggia lo spettro della sottomissione, aleggia Michel Houellebecq e non è una bella notizia. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.